Però è un dramma forse anche un po' della solitudine, della vecchiaia e della malattia. Allora, io ho appena fatto anche due parole con i familiari. Non mi descrivono, diciamo, questa situazione. Sicuramente parliamo di una famiglia che qualche anno fa ha perso la figlia, e quindi sicuramente è una cosa che per i genitori è praticamente impossibile da superare, per cui questo sicuramente potrebbe essere uno dei fattori che ha portato magari a questo gesto, che comunque, ripeto, non abbiamo ancora grosse informazioni, anche perché comunque insomma stanno lavorando, il pubblico ministero è già passato questa mattina, adesso sono in corso le indagini. L'unica Voi cosa non l'avevate in carico? Cioè allora, io la prima cosa che ho fatto questa mattina è stata appunto questa verifica, e da assessore ai servizi sociali già da ben 12 anni sono persone che non si sono mai rivolte ai servizi per nessunissimo motivo. Sono notizie che sicuramente ci sconvolgono la comunità. Ma Quindi i due anziani stavano male? io, appunto, ripeto, ho appena parlato adesso col genero, qualche problemino di salute sicuramente c'era, perché so che questa mattina lui li doveva proprio venire a prendere per andare a fare un controllo, un piccolo intervento, eccetera, però insomma parliamo di una persona di 90 anni ancora attiva, in tutte le sue, autosufficiente. E la signora era autosufficiente? Io questo non l'ho ancora appurato. Ma avevano tipo la badante? No, assolutamente no, assolutamente no. Ma voi, ad esempio, come comune, per le famiglie, per gli anziani in difficoltà, cosa fate? Noi siamo a completa disposizione, mettiamo a disposizione qualsiasi servizio che appunto possa essere utile a queste persone. È chiaro anche che noi non possiamo essere presenti sul territorio ovunque, ci devono essere dei segnali, ma se i segnali ovviamente non ci sono, ci diventa anche un po' difficile poter raggiungere tutti. Chiaro che se avessimo avuto delle avvisaglie o comunque degli episodi che potevano farci pensare che magari la situazione non era proprio magari così tranquilla e serena, saremmo intervenuti, però ripeto, per qualsiasi cosa noi diciamo a livello di servizi sociali siamo perfettamente sul pezzo e operativi, quindi non mi sento assolutamente di dare una spiegazione in questo momento a questo caso, ecco, se non che la vicinanza da parte appunto dell'amministrazione alla famiglia, eccetera, c'è sicuramente. Ho appena finito di parlare col genero dicendo che per qualsiasi cosa ovviamente siamo Però lui ha lasciato un biglietto dicendo, insomma, che io di non ce la questo faceva. non sono assolutamente al corrente, ripeto, ci sono le indagini in corso e gli accertamenti in corso, quindi insomma nel momento in cui ho informazioni più certe posso darvele. Adesso non mi sento di dirvi cose che non mi sono state ancora insomma riferite. Grazie, Vice Sindaco. Grazie a voi.